vi parlo di un metodo classico particolare prodotto in Friuli. Come sapete io sono un grande amante e grande sostenitore dello champagne, quindi per me tutto il resto viene un gradino inferiore. Questo è un metodo classico che ho scoperto la settimana scorsa andando in visita in alcune aziende nella zona di Savorniano al Torre, Nimis, Faedis. Io sono uno che ci crede molto nella visita delle aziende a parlare con i produttori e stavo cercando un Franconia. Io ho trovato un produttore che mi interessava, dove ho assaggiato un friulano buonissimo, ma di questo ne riparleremo, e dopo mi ha detto che produce un metodo classico che è un po' un suo cruccio. L'azienda si chiama Ron dei Lucchis, lui si chiama Federico De Luca, è una piccola azienda le cui vigne sono vigne datate, pensate che il friulano ha vigne di 110 anni anche, e produce questo metodo classico in pochissime bottiglie da uve verduzzo. Non ci crederete, ma da uve verduzzo. Quindi produrre un verduzzo, un metodo classico, per una serie di motivi non è proprio facile. Infatti il colore potete vederlo che è bello dorato, carico. Il naso è complesso, arriviamo anche alla frutta secca già direttamente, albicocca disidratata, il palato è bello pieno, una bella acidità, e ottenere dal verduzzo è un bel risultato. Mancherà un po' di profondità e di persistenza, però un prodotto molto interessante. Ve ne ho parlato perché è veramente un prodotto particolare. Cin cin e buona serata.